Cala nel Veneto la spesa per i farmaci, ad annunciarlo i dati di Federfarma Veneto che indicano un risparmio di 15,2 milioni di euro nel primo semestre 2013, circa il 4,6% in meno rispetto allo stesso periodo 2012. A commentare il risultato è il presidente della regione del Veneto che parla di eclatante esempio di come applicando i costi standard e i criteri di buona amministrazione del Veneto lo Stato potrebbe risparmiare non meno di 30 miliardi l'anno. Insomma, un trionfo tutto regionale dell'amministrazione veneta che però, grafico alla mano, non può che far pensare a come l'acquisto di farmaci sia cominciato a calare nel momento di esplosione della crisi. Sicuramente le manovre regionali hanno aiutato e lo stesso Luca Zaia ribadisce che l'appropriatezza delle prescrizioni da un lato e la diffusione dei farmaci generici al posto dei molto più costosi griffati dall'altro non sono una scoperta da premio Nobel, ma il lavoro di amministratori e di professionisti capaci di guardare all'interesse del cittadino e a garantirgli la salute senza mettere periodicamente le mani nel suo portafoglio. Certo è che il potere d'acquisto è calato notevolmente e sui farmaci come in molte altre cose, tanto che alcuni non riescono a permettersi i medicinali per poter vivere.